Buongiorno a tutti, cari nel Signore. Do un benvenuto agli ospiti e a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa. Che il Signore possa benedirci questa mattina parlando ai nostri cuori attraverso la sua parola sotto la guida dello Spirito Santo. Ma lasciamo che sia la parola proprio a parlare e leggiamo 3 versetti dal Salmo 86, dall'8 al 10. Non c'è nessuno pari a te fra gli dei, non ci sono opere pari alle tue. Tutte le nazioni che hai fatte verranno a prostrarsi davanti a te, Signore, e glorificheranno il tuo nome, poiché tu sei grande e operi meraviglie, tu solo sei Dio. Non c'è nessuno pari a te, non c'è nessuno pari come Dio, non c'è nessuno perché non c'è nessun altro Dio all'infuori di Lui. Non ci sono opere pari alle sue. Versetto 8. Non c'è Dio più grande del nostro Dio. Il nostro Dio è un Dio grande, il nostro Dio è un Dio unico perché è l'unico creatore, è Lui che ci ha creati, è Lui che ha fatto ogni cosa. Quando pensiamo alle opere grandi che ha fatto non possiamo non pensare alla natura che ci circonda, ma dalla natura fa parte anche l'uomo è stato creato, la meraviglia del corpo umano, la complessità del corpo umano, e quindi un Dio grande, un Dio a cui questa mattina noi vogliamo adorare, vogliamo benedire, vogliamo dirgli: tu sei il nostro Dio, tu sei grande. E Cristo è l'opera più grande perché è l'opera, il compimento del piano di salvezza di Dio. Non c'è opera più grande di quella di Dio. Tutte le scritture, tutti i profeti hanno portato a questo momento, alla salvezza in Cristo. Perciò cantiamo un canto: Cristo muove le montagne. È grande è il Signore, grande è la sua potenza. Perciò cantiamolo insieme, 129 della raccolta. Padre, ti ringraziamo per il Signore Gesù, ti ringraziamo perché Lui ha vinto la morte, grazie perché è risorto, non è rimasto su quella croce, grazie perché ha pagato il nostro debito, grazie perché ora vive in noi attraverso lo Spirito che ci ha donato. Perciò questa mattina, Signore, vogliamo darti la lode, la gloria che ti spettano, Signore, vogliamo benedirti, vogliamo ringraziarti perché per sempre Cristo ha operato la salvezza per chiunque crede. Signore, grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Ora insieme a voi volevo leggere 9 versetti dal Salmo 66. Anche questo Salmo ci mostra le grandi opere che il Signore ha fatto. Fate acclamazioni a Dio, voi tutti abitanti della terra. Cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. Dite a Dio come sono tremende le opere tue. Per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici ti aduleranno. Tutta la terra si prostrerà davanti a te e canterà a te, canterà al tuo nome. Venite, ammirate le opere di Dio. Egli è tremendo nelle sue azioni verso i figli degli uomini. Egli cambiò il mare in terra asciutta. Il popolo passò secoli prima ciò che il Signore aveva in mente di realizzare quando i tempi fossero maturi. E perciò questa opera è l'opera più grande che il Signore ha fatto. E lo vediamo ogni giorno nella nostra vita. Possiamo vedere come Lui ha trasformato le nostre vite da quando
abbiamo conosciuto e quando abbiamo accettato nella nostra vita il Signore. Lui ci ha promesso di darci quello Spirito Santo e ce l'ha dato, che vive in noi, che ci guida, che ci conduce in tutta la verità, che ci fa capire e comprendere la sua parola, le sue scritture. Perciò quest'opera è grande e vogliamo proprio innalzare il nostro Dio e lo vogliamo fare attraverso un altro canto che parla della grandezza di Dio. Il nostro Dio è grande, e facciamolo questo canto con forza, e diciamogli attraverso il canto proprio: fate risuonare a piena voce la sua lode. Il Signore vuole che facciamo risuonare le nostre voci, vuole che cantiamo Lui e gioisce per la sua Chiesa. Dio è grande, diceva questo canto, grande in potenza, luce nel buio, ben al di sopra di ogni altro, il Redentore. Nessun altro poteva compiere quest'opera, se non colui per quale è stato mandato, cioè Gesù. Gesù è luce, lui si è definito la luce del mondo. La sua potenza il Signore lo ha dimostrato nella sua resurrezione e ancora prima nella liberazione del popolo d'Egitto, dalla schiavitù di Egitto, appunto, che è figura della grande liberazione che il Signore doveva fare nella nostra vita, la liberazione dal peccato. Anche noi eravamo morti nei vostri peccati, dice l'Apostolo Paolo, ma siamo stati risuscitati in Cristo per vivere una vita nuova, una vita abbondante e una vita santa. Perciò possiamo ringraziare il Signore per la pace che il Signore mette nei cuori, anche se
Questa vita ci porta a dei combattimenti, la fede ha un costo che prima di noi l'hanno pagata gli apostoli, l'hanno pagata i profeti, ma ha soprattutto una ricompensa. Guardiamo a quello che il Signore ha preparato lassù e alla gioia che avremo nel poter essere per sempre alla sua presenza. Oggi noi possiamo gioire qui insieme, leggere la sua parola, gioire per le liberazioni che ha fatto, gioire per quello che ha fatto nelle nostre vite, gioire soprattutto perché le promesse del Signore le mantiene, le ha mantenute nel passato e le manterrà sempre perché è fedele, e quindi possiamo onorarlo e veramente innalzarlo e gioire insieme questa mattina. E vogliamo farlo adesso attraverso le nostre preghiere. Ognuno di noi possa rivolgere a Dio, invocare il suo nome per ringraziarlo, per benedirlo, per adorarlo soprattutto, perché la preghiera è soprattutto adorazione, invocazione al suo nome. Adoriamolo attraverso le nostre preghiere e invochiamo il suo nome per dirgli grazie per quello che hai fatto e per quello che farai. Prego. Sia adorato il tuo nome, Signore. Sia benedetto il tuo nome, Signore. Gloria a te, Signore. Gloria a te qui da questa stanza, gloria a te, Signore. Perché, come abbiamo letto l'altro giorno, tu hai fatto i cieli, la terra, i mari e tutte le cose che sono in essi. E la tua benedizione si è estesa quando, dopo aver fatto tutte queste cose, tu hai mandato tuo figlio nella storia, il quale è stato crocefisso e risorto e ritornerà quando i tempi lo stabiliranno, tempi decisi da te, Signore. Lode a te, oh Signore, perché tu hai cambiato le nostre vite, che erano vite vuote e destinate alla vanità, e tu le hai cambiate, le hai fatte diventare vite piene. Signore, ti preghiamo perché la pienezza dello Spirito Santo ci accompagni anche questa mattina. Te lo chiediamo nel nome potente di Gesù Cristo Salvatore. Amen. 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 Signore, te benedico por estar en presencia, pero sobre tutte le cose, estar davanti a tu presencia. Señor, gracias por questo. Gracias por poter partire il pan con i fratelli. Gracias, Signore. Ti adoro, ti benedico. Y Señor, che la tua presenza si impregne in me, in ognuno, para che gli altri possano dire, come le hanno detto a Giovanni e a Pietro, tutti sapevano che avevano stato con Gesù. Signor, che quando arriviamo a casa, quando arriviamo e vediamo a nostri vicini, a nostri compagni di lavoro, Signor, tutto possano dire, riconosco che è stato nella presenza di Dio. Amen. 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 Signore, vogliamo ringraziarti perché stai passeggiando in mezzo a noi, Signore. Amen. Grazie che sei al nostro fianco. Grazie che quando siamo fragili, deboli, tu ci porti in braccio perché non abbiamo quelle forze. Grazie per il tuo amore infinito, Signore, per la tua fedeltà.
tu sei un Dio veritiero, sei un Dio che non dorme né sonnecchia, Padre, ma che guidi la tua Chiesa. E noi vogliamo lodarti questa mattina per la tua presenza in mezzo a noi, Signore. Amen. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Nella tua presenza noi troviamo ristoro, troviamo acqua, troviamo pane, troviamo nutrimento, Signore. Come ci hai accompagnati questa settimana, per come ti sei dimostrato potente nelle nostre debolezze, Signore. Per come ci hai aperto dei varchi, Signore, quando abbiamo trovato degli sbarramenti. Signore, ti adoriamo questa mattina per quello che hai fatto nella nostra vita, per come hai dato una nuova direzione, Signore, nella quale poter camminare. Signore, questa mattina ti ringraziamo per la gioia della fratellanza, per la gioia di poter vedere mani e piedi che si muovono nella Chiesa per servirti, per le risorse, Signore, per questo oro che hai messo nella Chiesa, che sono i nostri ragazzi. È un oro, Signore, che ci hai dato tu, Signore, che possano le loro vite sempre di più mirare a questo servizio per te. Ma questa sera, questa mattina, Signore, troviamo la completezza, troviamo la partecipazione, troviamo la diversità nella Chiesa. Questo ci arricchisce e ci dà forza, Signore. Per questo ti benediciamo questa mattina tutti insieme, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a te, Signore. Gloria, gloria al tuo nome, Signore. Grande impotenza tu sei, Signore. E vita ai morti tu dai. Sì, Signore, eravamo morti al peccato e hai dato vita ad ognuno di noi. E ancora, Signore, vuoi regalare, Signore, questo dono all'umanità qui presente, all'umanità presente a casa, perché, Signore, quel dono che tu hai fatto è universale. Sei andato su quella croce per il mondo intero, non solo per i presenti in sala. Signore, ti sei sacrificato per noi ed è una cosa che non possiamo comprendere, Signore. Quanto amore hai dimostrato per il mondo, Signore. E grazie perché sentiamo la tua presenza in chiesa in questo momento. E grazie perché attraverso i canti, Signore, ti sentiamo veramente, Signore, camminare in questa sala. Ti sentiamo, Signore, vediamo, Signore, che sei qui con noi. Grazie per questa settimana, Signore, per la settimana di lavoro, per i ragazzi che stanno studiando ancora, per i nostri parenti in difficoltà. Stendi la tua mano potente sui malati di Covid. Utilizza, Signore, gli infermieri, i fratelli che sono in ospedale, gli operatori sanitari che possono, Signore, lavorare per te, non solo per i malati. Serviti di loro, Signore. Usali come tuoi strumenti validi, Signore. Noi vogliamo ringraziarti per il culto di oggi. Noi vogliamo ringraziarti per le giornate ancora che verranno. Vogliamo ringraziarti per la gioia e anche per i dolori, per tutto quello che è successo, Signore. Sia benedetto il tuo nome in eterno, nel nome potente di Gesù. Amen. Amen. Abbiamo un Dio veramente meraviglioso come questo canto che faremo, che dice proprio così: meraviglioso sei. E il Salmo 92 ci dice al versetto 1 e 2: è bello celebrare il Signore e cantare le tue lodi, o Altissimo, proclamare al mattino la tua bontà e la tua fedeltà ogni notte. Cantiamo questo canto.
Benedite il nostro Dio, o popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode. Egli ha conservato in vita l'anima nostra e non ha permesso che il nostro piede vacillasse. Versetti 8 e 9 del Salmo 66. Questa mattina il Signore, a te che ascolti, ti sta invitando proprio a lodarlo insieme a noi. Lo puoi fare attraverso le preghiere, attraverso la lettura, attraverso la sua parola che ci ha fatti conoscere. Il Signore è lì e ti tende la mano anche a te e vuole salvarti, vuole darti la vita eterna, vuole cancellare i tuoi peccati. Se non l'hai ancora fatto, cercalo nella sua parola, cercalo, lodalo, invocalo e Lui si farà trovare, perché è un Signore, il Signore è buono, il Signore è misericordioso, il Signore è lento all'ira e sempre pronto a perdonare. E volevo concludere ancora con un canto che dice: quando penso al tuo amore per me, quando penso alla grazia mostrata, quando penso al tuo sangue per me, io non riesco a trattenere il mio canto per te. Desidero adorarti, desidero lodare te, desidero onorarti, desidero piacere a te. Che questo possa essere il nostro spirito questa mattina, adorarlo, lodarlo, onorarlo, piacere a Gesù con le nostre vite. E se c'è qualcosa che a Lui non piace, lasciamo che Lui sia a compiere questa grande opera, a togliere tutte le impurità e a farci comparire davanti a Lui santi e irreprensibili, perché il Signore ha già fatto l'opera e noi dobbiamo solo lasciare che trasformi le nostre vite piano piano nei tempi che Lui ha già stabilito. Cantiamo questo canto e quando arriveremo, desidero adorarti, lodare te, onorare te, ci alziamo tutti in piedi per onorare proprio il nostro Dio. Prego. Quando penso al tuo amore per me,
Ora una parola al fratello Davide. Il Signore ti benedica e ti guida, e benedica tutti noi e parli ai nostri cuori. Grazie Gianni, un piacere stare con voi di nuovo. Sempre un piacere. Tornare a Udine, dove avevo passato 10 anni della nostra vita, con gran piacere. Vogliamo pregare. Signore nostro Dio, stamattina vuoi tu parlare ai nostri cuori? Vuoi tu comunicare a noi affinché comprendiamo quanto valore tu metti su ciascuno di noi? Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Domanda. Quanto o quale valore hai? Quale valore hai? Avete mai pensato? Quanto vali tu? Avete mai pensato? Quanto vali tu? Se dovessimo chiedere ai nostri figli adolescenti, giovani, quali persone secondo loro hanno veramente valore, chi direbbero? Forse Cristiano Ronaldo? O Insigne? O Locatelli? Spinazzola? Qualche nome familiare? O qualche attrice o attore? O qualche cantante? O qualche chef famoso? E se dovessimo chiedere a loro perché o su quale base queste persone hanno valore, quali sarebbero le loro risposte? Perché sono bravissimi a giocare a calcio. Ma domanda, il vero valore di una persona viene determinato dalla sua capacità di prendere un pezzo di cuoio cucito insieme, poi gonfiato con aria o di aria, e poi calciarlo e dribblarlo in mezzo a un campo di erba? Questo dà vero valore a una persona? Avete mai pensato? Calciare e dribblare un pezzo di cuoio cucito insieme e gonfiato con aria. Questo mi dà valore. E se la persona giocando dovesse rompersi il ginocchio in modo irreparabile, che non si può più riparare, e non può più giocare, significherebbe che quella persona non ha più valore? O se dovessero rispondere, ma queste persone hanno valore perché sono belli o belle. Ma il valore di una persona è basato sulla sua bellezza? Se fosse vero questo, allora cosa significherebbe per il ragazzo o la ragazza che guarda nello specchio e non vede non vede un'immagine tanto bella? Vuol dire che quella persona non ha valore? Non vale niente? O se l'attore o l'attrice con la bellissima faccia dovesse essere coinvolto in un incidente stradale e la sua faccia viene sfigurata, significherebbe che quella persona non ha più valore? E tutte le persone del mondo, quando sono belli come giovani, prima o poi gli anni passano. Io non ho mai conosciuto una donna di 90 anni, 95 anni, bellissima. No, gli anni passano e la bellezza svanisce. Se noi dovessimo osservare la nostra cultura occidentale, studiando i messaggi comunicati a noi nei film di Hollywood o in quei film fatti qui anche in Italia, e i messaggi comunicati nei giornali o nei cosiddetti
reality show, quali caratteristiche dovrebbero avere un maschio per essere una persona di valore? Stranamente, guardando come si comporta mio figlio di 21 anni, noto che gli stessi valori che esistevano quando io ero giovane sono più o meno uguali ai valori suoi di oggi. Egli mette molta enfasi sulla bellezza del corpo, sull'avere muscoli e un bel fisico, sul profumare bene usando una doppia barba di moda, sul vestirsi chic, sull'essere un atleta o almeno una persona atletica. E se non ha muscoli fisici, almeno li ha nel cervello con l'intelligenza. E per una donna? La nostra società spesso elogia e valorizza la donna per la sua bellezza fisica. Mi imbarazzo a dirlo, ma quando stavo studiando all'università, per 18, 21 anni, 22 anni, era l'abitudine fra i maschi, me stesso incluso, di valutare le ragazze nella nostra età su una scala da 1 a 10, con la valutazione di 10 essendo il valore più alto. E purtroppo il mondo aveva una forte influenza sui giovani studenti universitari in quei tempi e anche fra gli studenti cristiani. Io sono diventato cristiano proprio a 20 anni, proprio all'inizio del mio 3° anno. Infatti nell'anno 79, mi ricordo benissimo, è uscito, io non ho mai visto il film, però è uscito un film di Hollywood intitolato 10. Vi ricordate? 10? Basta andare sull'internet e vedrete. La protagonista del film, l'attrice Bo Derek, una bionda, bella, era valutata con questo sistema di valutazione della sua bellezza, dando a lei un 10. Era la nostra società, la nostra cultura americana, probabilmente anche qui, una cosa simile. Ma il problema arriva quando una donna non nasce con una faccia da 10, ma da 4 o 5 o peggio. Allora cosa significa? Che questa donna non vale niente? Che assurdità! O se il maschio non è un sportivo, non ha un corpo inciso di muscoli sviluppati, non ha nessun valore. Non ha nessun valore. Dove siamo arrivati? Se noi dovessimo applicare queste valutazioni oggigiorno a tutti, dove finiremo? E se un bambino dovesse nascere handicappato o diversamente abile, come per esempio questo uomo, Charles Rins. Vedi Charles Rins, c'è anche un'altra foto, se vuoi mettere, un secondo, un disegno. Ecco. Charles è nato il 23 dicembre 1905, in un piccolissimo paesetto in campagna, cioè un paesetto rurale di nome Myrtlewood, nello stato di Alabama. Egli è nato senza braccia, senza gambe. Oggigiorno cosa direbbero i medici? Se dovessero scoprire che il bambino dentro la pancia della mamma, incinta, non aveva né braccia né gambe, cosa direbbero? Molti medici, senza pensare 2 volte, si spingerebbero i genitori ad abortire il bambino, perché secondo loro quel bambino non ha futuro, non ha un futuro, non ha valore. Finiamolo. Apparentemente i suoi genitori contadini non ragionavano in questa maniera. Quando hanno visto che Charles aveva una mente normale, come gli altri bambini, hanno deciso di allevarlo e trattarlo nello stesso modo che trattavano gli altri loro figli. Hanno insistito che Charles faceva i suoi compiti di casa, assegnatili, come gli altri fratelli, come gli altri figli. E
lui ha dovuto imparare a portare la legna spaccata dentro la casa come i suoi fratelli. La mamma diceva, vedendolo proprio da fuori, delle volte piangeva, però sapeva che non poteva mollare. Ha dovuto imparare disciplina e di forzarsi. I suoi genitori erano esigenti e severi con lui, perché lo amavano veramente e non volevano che lui diventasse una persona dipendente sugli altri. Credetemi o no, questo uomo ha imparato a vestirsi da solo. Cavalcare un cavallo, qualcuno deve mettergli sopra, però lui ha imparato a cavalcare un cavallo. Guidare una macchina. Hanno dovuto fare una macchina con dei lever, diciamo le cose lì, invece di un acceleratore che lui non poteva, senza gambe, e con le freni, diciamo, tutto a mano. Però e non soltanto piccoli tratti. Lui veniva a trovarci con la sua moglie, ha guidato 800 chilometri da solo. Io ho visto la macchina, è una cosa incredibile. Ma non solo quello. Ha imparato a riparare una macchina da cucire, a usare una calcolatrice, eccetera, eccetera. Io potrei dire, spero di non scandalizzarvi. Io ho visto questo uomo, in quei tempi, negli anni 60-70, quando io lo conoscevo bene, o 50, non era visto così male il fumare, purtroppo, però moltissimi uomini fumavano, quasi tutti i miei zii, diciamo, mio padre no, però quasi tutti i miei zii. E cosa faceva lui? Aveva, diciamo, non sigarette normale, aveva un pacchetto, diciamo, metallico di tabacco dentro. E prendeva una cosa, apriva con le braccia che non c'erano, poi proprio così, e ha aperto questa piccola scatola e diciamo metteva il tabacco là, poi con rotolava e poi leccava, poi mettere in bocca, prendeva, diciamo, l'accenda sigari, diciamo, boom, e faceva questo. Chi avrebbe mai immaginato un uomo senza braccia, senza gambe? Ha pure cantato in un quartetto, una voce bellissima. Ha pure imparato a scrivere. Vedi questa prossima foto? Diciamo, ha imparato a scrivere e si vede proprio non proprio quella prima, diciamo come si vede la persona no, quella prima, con le sue due braccia, con la penna in mezzo. Vedete? Come prendere la penna. Potete immaginare, per noi lottiamo con la penna delle volte a scrivere. Ma guarda, con le braccia così. Adesso metto quella piccola cartolina. Ecco, questa è la sua, diciamo, carta da visita, biglietto da visita. Guarda sopra. Questo è il suo manoscritto. È bellissimo. Il mio nome mi ha scritto per gli anni, forse anni 60 qualcosa, non mi ricordo. Il mio nome. E poi c'è un'altra cosa qui, il suo versetto preferito. Qui si vede, diciamo, perché io ho imparato in qualunque situazione che mi trova di essere contento, perché io posso tutte le cose per mezzo di Cristo che mi fortifica. I suoi versetti preferiti che vengono dal libro di Filippesi. Una cosa incredibile. Come è possibile? Quando aveva circa 40 anni, Charles è stato eletto come registro al tribunale del distretto dove abitava. Egli è rimasto in quella posizione come registro al tribunale finché è andato in pensione a 70 anni. Lo stesso anno si è anche sposato con una vedova che conosceva dalla sua gioventù e tutti e tre dei loro figli si sono laureati. Come spiegava lui la sua vita? Come spiegava lui?
ascoltiamo le sue parole. La mia vita intera è stata edificata sulla mia fede nel mio Creatore, che mi ha dato così tante benedizioni. Lui dice questo, nato così. Questo uomo era uno degli amici più stretti di mio padre. Non era un fratello, però uno degli amici più stretti. Sono cresciuti insieme. E per questo motivo io lo chiamavo un uncle o zio Charles. 1 anno e mezzo fa, quando ho portato mia figlia, Laura, al tribunale di Linden, dove lui lavorava, per procurare qualche documento riguardante il terreno della nostra famiglia, nell'entrata del tribunale c'era sulla parete dell'entrata una targa commemorativa, l'unica targa commemorativa su quella parete. E quella targa era dedicata alla memoria e al servizio di questo uomo, Charles Rentz. È anche stato premiato dal governatore di tutto lo stato di Alabama per il suo coraggio e la sua testimonianza. Per il mondo di oggi, se dovessi vedere un bambino nascere senza braccia e senza gambe, lo considererebbe una persona senza valore, da scartare e come uno da abortire. Che tristezza, fratelli e sorelle miei. Il nostro valore come esseri umani, come persone in questo mondo, non è basato sul nostro corpo, bello o brutto, o nemmeno sulle nostre capacità umane. La domanda fondamentale per le nostre vite che vorrei considerare e affrontare con voi stamattina è questa. Su che cosa è basato il nostro valore come persona? O, si potrebbe dire, da che cosa deriva il nostro valore personale? Allora sarà fondamentale scoprire cosa dice Dio nella Bibbia in riguardo a questo. Vorrei suggerirvi stamattina 3 principi perché ogni persona umana ha un grandissimo valore negli occhi di Dio. Allora andiamo alle scritture per indagare. Ecco il primo principio. Ogni essere umano ha valore perché è stato creato nell'immagine di Dio. Vogliamo leggere da Genesi 1, 26 e 27. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alle nostre somiglianze, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Cosa impariamo da questo versetto? Quando l'autore dice che Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, che cosa sta rivelando in riguardo a se stesso? Avrebbe potuto dire faccio l'uomo a mia immagine, ma non l'ho detto. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Dio sta rivelando che egli è più di una persona. Non rivela quante persone qui, ma almeno più di uno. Altrimenti non userebbe mai la forma del verbo facciamo, non userebbe mai l'aggettivo nostra. E questo uso ci rivela la pluralità della deità che adoriamo. Questo è l'insegnamento, questo è un insegnamento del passo. Ma qual è l'insegnamento principale di questi 2 versetti? È proprio questo. Dio ha creato l'uomo, sia il maschio che la femmina, nella sua immagine. Cioè l'uomo è creato nell'immagine di Dio. Belle parole. Ma cosa significa questo? Quale immagine
a Dio. Dottor Sutto, nella tua capacità classica come critica di arte, potresti in qualche modo farci un'immagine di Dio? Potresti farci un disegno, un'immagine di Dio? Potresti disegnarci qualche immagine. Quale forma fisica ha il Dio della Bibbia? Sì, io non vorrei farlo perché trovo questo divieto nella Bibbia. Ok. Però Ma se potessi, se non ci fosse divieto, quale forma avrebbe? per me l'Antico Testamento ha una profonda identità cristologica, per cui lo farei come un pastore che si muove in un... Adesso mi viene in mente questa idea, non ci avevo pensato prima, un pastore che si muove accanto delle pecore. Ok. Interessante. Però non vorrei deluderti, ma leggiamo adesso Giovanni 4, versetto 24, dove è scritto: Dio è spirito, e quelli che lo adorino bisogna che lo adorino in spirito e verità. Ma se Dio è spirito nella sua essenza, quale forma fisica ha Lui? Quale forma fisica ha uno spirito? C'è qualche artista? Uno spirito non ha forma fisica. C'è nessuno. Allora abbiamo un problema. Come dovremmo comprendere l'insegnamento che l'uomo è creato nell'immagine di Dio? Se Dio non ha una forma o un'immagine fisica, allora cosa significa che l'uomo è creato nelle sue immagini? Potrei suggerirvi, almeno il mio concetto e il concetto di molti altri teologi, cosa vuol dire. Dio, essendo una persona o delle persone, ha delle caratteristiche di una persona. Per esempio, Dio, essendo una persona, ha capacità intellettuale. Cioè, egli può pensare, può ragionare, può analizzare, può dedurre e può arrivare alle conclusioni. E noi esseri umani, essendo creati nelle sue immagini, anche noi possiamo pensare, ragionare, analizzare, dedurre, arrivare a conclusioni. Gli animali, per quanto sono belli e simpatici, non possono fare questo, mai. Dio non ha dato quelle capacità, ma noi possiamo fare questo, perché siamo creati nella sua immagine. Ma non solo. Dio, essendo una persona, ha la capacità di distinguere e discernere fra il bene e il male. Anche noi, essendo creati nella sua immagine, possiamo distinguere fra il bene e fra il male. Ma gli animali non hanno la più pallida idea cos'è il bene e il male. Non avete mai sentito di una carcere per animali, vero? Un carcere per cani? Per gatti? Perché non esistono. Non sanno distinguere fra il bene e fra il male. Ma noi sì, perché siamo creati nell'immagine di Dio. E c'è carcere per noi. Qui a Udine, qui a Trieste, diversi altri posti. Immaginiamo che lì a Trieste c'è un circo e dopo qualche settimana il circo finisce l'ultimo spettacolo e poi quelli che lavorano là caricano tutti gli animali nelle gabbie e poi non danno da mangiare, danno da bere, però non da mangiare no. Poi mettono queste gabbie nel camion, vanno, prossimo fermata, Vienna, e partono da Trieste. Arrivano fra Udine, Fricesimo e Gemona.
E lì sull'autostrada un camion che sta andando, diciamo, proprio normale, prende un chiodo davanti. E l'autista, poi la gomma esplode e l'autista perde controllo. E il camion va rotolandosi nel burrone sotto. E cadendo fortemente, le pareti, cioè le porte indietro si aprono. E cadono, diciamo, ovviamente le gabbie. E una gabbia non è chiusa bene. E scappa un leone. Quale colore ha un leone? Su per giù è leggermente più giallo, però più o meno questo colore qua. Forse più come questa cosa qui per il pane. Più o meno questo, forse leggermente più scuro. E poi scappa, ormai fine settembre, inizio di ottobre, nei campi di Gran Turco, di mais, qui in zona. Ormai in settembre, fine settembre, non sono più verdi i gambi, vero? Sono più o meno di questo stesso colore del leone. Il leone, diciamo, non l'ha mangiata, però scappa e si nasconde in mezzo al campo di Gran Turco, mimetizzato alla perfezione. Poi verso 12:30, l'una, passa l'autobus della scuolabus. Lascia fuori un piccolo ragazzo o ragazza che cammina in mezzo, diciamo, a una strada bianca a casa sua in campagna. Quel leone che sta là, che non ha mangiato e ha fame, non è che carezza la sua barba e dice: ma quello che sto per fare è un atto cattivo o un atto buono? No. Cosa fa? Cosa fa? Fa come un leone fa. Salta, ammazza, mangia. E noi diciamo è una cosa orrenda. Lo è per noi. Per quel leone è una cosa normalissima. È una cosa che un leone fa. Non riesce a distinguere tra il bene e tra il male. Noi sì. Invece. In più, Dio è una persona. Essendo una persona, egli ha libero arbitrio, ha la capacità di scegliere. E anche noi, perché siamo creati nelle sue immagini, abbiamo anche noi la capacità di scegliere. Gli animali no, non scelgono niente, non hanno quella capacità. Fanno tutto per istinto, agiscono come Dio li ha programmati di agire. Un leone come un leone, un'anatra come un'anatra, una scimmia come una scimmia. E ancora, immaginiamoci un momentino, ancora fine settembre, inizio ottobre, e c'è un stormo di germani reali. Sapete cosa sono? Un germano reale? Quella bellissima anatra, con la testa verde, almeno il maschio. Le femmine sono diverse, però hanno colori bellissimi proprio. E c'è questa, diciamo, storma di anatre, di germano reali, proprio che si trova su un lago nel nord della Svezia, in tardi settembre, inizio di ottobre. Non è che un giorno uno di questi anatre si alza l'ala e dice: guarda, l'orologio mi dice che a fine settembre dobbiamo andare su, altrimenti i nostri piedi restano, diciamo, congelati, proprio attaccati al ghiaccio. No. Cosa succede? Un giorno uno di questi anatre si alza e partono e gli altri seguono tutto, la migrazione. La migrazione. Però è tutto programmato, perché Dio li ha programmati di fare questo. Hanno un orologio interno che Dio ha messo là. Però non fanno nessuna scelta. O lasciarvi descrivervi la vita di un salmone, almeno della parte dell'Alaska, dove sono stato per un anno. C'è qualcuno qui che piace il salmone? Buonissimo da mangiare, vero? Però hanno una vita ben particolare. Almeno quella lì dell'Alaska, quella parte là, molto del nord. Un salmone vecchia che finalmente raggiunge la zona del fiumicello dove è nata,
lì in Alaska, un viaggio un po' lungo, poi depone le sue uova nelle acque calme e poi muore. Poi alla schiusa delle uova, le piccole salmoni si nutrono del corpo disfatto della mamma. Poi, man mano che crescono, ad un certo punto nella loro vita cominciano un lungo viaggio seguendo il corrente del fiume finché arrivano al mare. Poi passano diversi anni al mare. Poi ad un certo punto nella loro vita qualcosa scatta in loro e lasciano il mare e cominciano il loro viaggio, ultimo viaggio, controcorrente, per raggiungere il posto nel fiumicello dove sono nati. Depongono le loro uova e poi muoiono. Il ciclo ripete. E come riescono ad arrivare allo stesso posto, nello stesso fiumicello dove sono nati, senza mai fare una scelta? È proprio perché Dio ha messo in loro un sistema di guida e li ha programmati di fare questi viaggi totalmente per istinto, senza nessuna capacità di scegliere. Una cosa incredibile. Vi dico queste cose che ho studiato 4 anni di gestione della fauna, allora gli animali mi interessano moltissimo. E poi ho vissuto in Alaska, ho visto queste cose, è una cosa da non credere. Ma se noi vogliamo fare un viaggio del genere, dovremo fare centinaia di scelte, anche prima di partire. Allora il fatto che siamo creati nell'immagine di Dio significa che abbiamo capacità intellettuali, capacità di pensare, di ragionare, di analizzare, di dedurre, di arrivare a conclusioni, che abbiamo la capacità di distinguere fra il bene e fra il male e che abbiamo la capacità di scegliere. Questo fatto che siamo creati nell'immagine di Dio ci dà un valore enorme negli occhi di Dio, non per quello che abbiamo fatto nella vita o che siamo capaci di fare, ma per quello che siamo per natura, esseri creati nell'immagine di Dio. Christian e Luana, se io dovessi chiedere a voi, fra tutti i bambini che esistono nel mondo, quali bambini hanno più valore per voi? Cosa mi direste? È piuttosto ovvio, vero? I nostri figli. I nostri figli. Perché? Perché sono le vostre creature, le vostre creazioni. Sono gli unici bambini nel mondo che sono stati creati nella vostra immagine, in questo caso fisico. Gli altri figli del mondo sicuramente hanno valore, ma non come i vostri, perché sono stati creati nella vostra immagine. Nella stessa maniera, noi esseri umani siamo le uniche creature che Dio ha creato nelle sue immagini. Le altre creature che Dio ha creato hanno un certo valore per Lui, ma non come noi. Noi siamo le uniche creature che Egli ha creato nella sua immagine. Il nostro valore come esseri umani deriva proprio da questa verità, che Dio ci ha creati nelle sue immagini. Allora non importa se siamo belli o brutti, muscolosi o obesi, bravi a scuola oppure meno, eccetera, eccetera, eccetera. Il nostro valore è basato su qualcosa molto più profondo di questo. Tu sei stato creato nell'immagine di Dio e ha un valore enorme negli occhi suoi. Adesso vogliamo considerare il secondo principio alla base del nostro valore. Ogni essere umano ha un valore perché è stato fatto solo di poco inferiore a questo Dio, ad Elohim. Salmo 8, versetto 3 a 5 è scritto. Davide scrive, ovviamente in un linguaggio poetico, prendi qualche libertà con le parole. Dice, quando io considero i tuoi cieli, opere delle tue dita, Dio non ha dita, però è un modo poetico per dire, diciamo, io considero i tuoi cieli, opere
opere tue, che tu hai fatto. La luna e le stelle che tu hai disposti nel cielo. Che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu te ne prendi cura? Eppure tu l'hai fatto. Tu l'hai fatto solo di poco inferiore a Dio e l'hai coronato di gloria e di onore. Da giovane adulto di 18 anni mi sono impegnato 4 anni della mia vita proprio all'università, dove ho studiato, come vi ho appena detto, la gestione della fauna. Quasi tutti, non tutti, ma quasi, i miei professori o docenti erano evoluzionisti. Loro credevano e insegnavano che l'uomo è soltanto di poco superiore delle scimmie, cioè un gradino più evoluto delle scimmie. Invece la Bibbia insegna qualcosa nettamente contrario. La Bibbia afferma che Dio ha fatto l'uomo solo di poco inferiore ad, è la parola usata qui, poco inferiore a Elohim, cioè a se stesso. So che in alcune delle vostre traduzioni è scritto in versetto 5 che Dio l'ha fatto solo di poco inferiore agli angeli, so questo. Ma questo è un errore nella traduzione. La parola in ebraico è Elohim. Ed è lo stesso parola che viene usato in Genesi 1:1, dove dice: nel principio Elohim, Dio, ha creato i cieli e la terra. Gli esperti ebrei, diciamo, dell'Antico Testamento, non sto parlando di studiosi dell'ebraico, ma studiosi che sono ebrei, che, diciamo, a cui appartengono, diciamo, l'Antico Testamento, gli esperti ebrei dell'Antico Testamento non traducono mai la parola Elohim in Salmo 8:5 come angeli, ma lo traducono sempre come Dio, la stessa persona di Genesi 1:1. Infatti, il fatto che Dio, nella sua saggezza infinita, ha creato l'uomo solo di poco inferiore a se stesso, distingue l'uomo nettamente dagli angeli e lo dà un valore enorme negli occhi di Dio. In conclusione, stamattina vogliamo considerare il terzo principio alla base del nostro valore. Ogni essere umano ha valore perché Dio ha mandato il suo figlio a morire per l'uomo. Romani 5:8 dice: Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Poi in 1 Giovanni 2:2 dice: Egli, Gesù, è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo, cioè ogni persona del mondo. Dio non manderebbe mai il suo unico e tanto amato figlio ad essere torturato e a morire in modo così crudele per oggetti o per persone di poco valore o di nessun valore, nemmeno per sogno. Ma Dio l'ha fatto per noi. Cosa ti dice questo? Cosa ci comunica questo? A Londra, qualche secolo fa, viveva un filosofo piuttosto famoso di nome Sir Francis Bacone sarebbe. Egli era un genio intellettuale, sapeva molto bene la lingua greca, cioè ovviamente inglese, però sapeva molto bene le lingue greca, latino, ebraico, aramaico, tedesco e probabilmente anche francese. Ma per lui l'apparenza fisica non aveva nessuna importanza. Non si interessava per niente dell'ultima moda. Infatti spesso si vestiva da vagabondo, con i vestiti stracciati, sporchi. Andava in giro senza aver fatto la barba, senza essere pettinato. Però un genio.
Un giorno lui stava camminando per le strade di Londra quando è arrivata una forte tempesta. E lì, non vedendo un certo buco nella strada, non c'erano proprio quelle asfaltate, erano proprio ancora strade bianche, e non vedendo questo un certo buco nella strada a causa dell'acqua, è caduta e si è fatto male. Poi, dopo un po' di tempo, è stato portato all'ospedale locale. E nell'ospedale c'erano 2 medici nel reparto dove l'hanno portato, che quando l'hanno visto e hanno osservato che questa persona sembrava di essere un vagabondo perché i vestiti che aveva addosso erano stracciati e sporchi, che non aveva fatto la barba da un bel po' e che i suoi capelli erano completamente disordinati, loro cominciavano a parlare fra loro due. Però uno diceva all'altro: senti, parliamo in greco perché questo uomo qui non capisce quello che stiamo dicendo. Sai, da tempo volevamo fare degli esperimenti su delle persone vive, ma per legge non possiamo. Però qui sul letto una persona vagabondo, una persona che se dovesse mancare nessuno direbbe niente, una persona proprio senza valore. Cosa dici? Facciamo? Vogliamo finalmente fare qualche esperimento su di lui? Nessuno sentirebbe la sua mancanza. Ma quello che questi 2 medici non sapevano, mentre stavano parlando fra loro in un greco povero, era che questo uomo nel letto capiva tutto quello che stavano dicendo. E con tutta la sua forza si alzava nel letto e dice a loro in un greco perfetto, potete chiamare un uomo una persona senza valore quando Cristo è morto per lui. Potete chiamare un uomo una persona senza valore quando Cristo è morto per lui. Ti do un'altra storia. Un mio mentore, Leonard Ravenhill, che mi ha un po' indirizzato verso l'Italia anni nel passato, raccontava questa storia vera e molto toccante dalla sua esperienza nel ministero. In una città grande, per cercare di raggiungere, mi sembra che in America o potrebbe essere in Inghilterra, lui era inglese, però in questa grande città, per cercare di raggiungere con il Vangelo i barboni e i senza tetto della città, certi credenti delle chiese evangeliche in quella zona lì hanno aperto una specie di mini ostello nel centro della città soltanto per queste persone disperate della strada. E questo ministero offriva ogni sera un pasto caldo e un posto per dormire gratuitamente a chiunque che veniva dentro. Dopo la cena c'era sempre un tempo di canto, di testimonianza e un breve messaggio evangelistico. In questo ministero c'era un certo ubriacone che veniva ogni sera e dopo il pasto, dove aveva mangiato cena, veniva ad ascoltare il messaggio. E quasi ogni sera, dopo il messaggio, quando c'era l'appello dall'oratore o l'invito esteso per ravvedersi, ricevere Cristo come Salvatore e Signore, lui veniva sempre davanti per pregare. Però questo uomo si è sempre tornato a riubriacarsi il giorno dopo. Perché questo modo di agire veniva ripetuto quasi ogni sera. Dopo un po' di tempo nessuno voleva più parlare con lui di Cristo. È tutta una cosa, perdita di tempo. Però una sera particolare, quando nessuno fra i credenti si è mosso a parlargli, quando è venuto davanti al momento dell'appello, alla fine un giovane credente, che era lì quella sera per aiutare, è andato da lui e gli ha detto: Signore, sai, Cristo Gesù è morto per te, per i tuoi peccati.
In qualche modo lo Spirito Santo faceva penetrare quel messaggio nel suo cuore. Quella sera è stato salvato e gloriosamente rigenerato. Alcuni anni dopo, quell'uomo è morto. Al suo funerale c'era una fila di persone di oltre 100 metri fuori dalla chiesa. Tutte persone che aspettavano pazientemente per vedere questo uomo per l'ultima volta. Ma che tipo di persone erano queste? Ex prostitute, ex ubriaconi, ex ladri, ex truffatori ed ex chissà cos'altro. Tutti erano persone che questo uomo aveva portato a Cristo. Per mezzo della sua testimonianza, dopo la sua conversione. Vi chiedo di nuovo, possiamo chiamare un uomo, una donna, qualsiasi uomo, qualsiasi donna, una persona senza valore, quando Cristo è morto per lui e per lei? Quanto valore hai? Quanto vali tu? Il tuo valore è inestimabile, non per quello che sei capace di fare, ma per quello che sei di natura. Una persona meravigliosa, creata nell'immagine di Dio, fatto di poco inferiore a Dio stesso. Il tuo valore è così grande negli occhi di Dio che Egli ha mandato suo figlio Gesù a morire per te, per pagare il debito altissimo che i tuoi peccati esigevano davanti alla legge, affinché tu ed io potessimo essere riconciliati con Dio. Per Dio tu hai un valore inestimabile, sei prezioso per Lui. Lui ti conosce per nome. Possiamo cantare quello adesso? No? Ok, dopo. Ok, bene. Preghiamo. Signore nostro Dio, vuoi tu farci capire, comprendere bene questo concetto così fondamentale della nostra esistenza. Ciascuno di noi ha un valore enorme, non per quello che siamo capaci di fare, ma per quello che siamo. E Padre, quando vediamo quelle barbone per strada, ricordiamoci, aiutaci di ricordarci che quella persona ha un grandissimo valore anche per te, perché anche lui è creato nella tua immagine. Ha rovinato la sua vita per le sue scelte, ma ha un valore estimabile per te. Oh Padre, dacci rendici proprio, inculcare in noi questo concetto fondamentale per la nostra esistenza. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Grazie Davide, hai toccato le corde del nostro cuore, il Signore ti ha usato oggi per questo, trovare valore non nelle cose che facciamo, ma in ciò che siamo. E questa è tutta un'altra storia. Se possiamo avere valore per ciò che siamo e siamo in Cristo. Pertanto ai nostri amici che ci seguono, che ci hanno seguito, a voi questa mattina vorrei salutarvi con il Salmo 118, leggendo questi pochi versetti che adesso leggeremo insieme. Dirà l'autore: ti celebrerò perché mi hai risposto e sei stato la mia salvezza.
la pietra che i costruttori avevano disprezzata, è diventata la pietra angolare. Questa è opera del Signore. È cosa meravigliosa agli occhi nostri. Questo è il giorno che il Signore ci ha preparato. Festeggiamo e rallegriamoci in esso. Con questi versetti, questa mattina, vogliamo salutarti, caro amico, cara amica, che Dio ti possa benedire.